Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. La prima corsa è riservata alle femmine di 4 anni, non vincitrici di 14.000 euro in carriera, sono in 6 al via. 1 Caspiterina Pell, 2 Cover Girl B, 3 Coralla Pell, 4 Chanel dei Veltri, 5 Canadian Chronos, 7 Crystal Turro. L'allineamento si è completato e si va per partire, per aprire il pomeriggio dall'Arcoveggio. Autostart che va per staccare e lottano subito Cover Girl B, Coralla Pell e Chanel dei Veltri che sbaglia. E allora Cover Girl che rimane al comando nei confronti Numero di 4, Coralla, Chanel dei poi Veltri, Canadian Chronos in squalificato. terza posizione avanti a Caspiterina Pell, quindi Crystal Turro. Si completano i primi 200 metri di corsa con Cover Girl B che ha preso la testa, l'avversaria ha sbagliato a partire e così il match che si preventivava non esiste più e ora Cover Girl B è diventata praticamente la netta favorita quando si vanno a completare i primi 400 metri di corsa con la leva di Federico Esposito che li passa in 31,5 addirittura. Cover Girl B in vantaggio nei confronti di Coralla Pell, Canadian Chronos in terza posizione, all'esterno c'è Crystal Turro, poi ancora Caspiterina Pell alla retroguardia. I 600 della testa se ne vanno in 47,8 con Cover Girl B che continua ad andare piano, figlia di Muscle Hill e Princess Griff, completa i primi 800 in 1, 3 e 2 e allora muove Canadian Chronos all'esterno, prova ad andare a punzecchiare un po' la battistrada che ha fatto i propri comodi per tutta la prima parte di gara, il chilometro in 1,17,8 con una frazione in 14,6. Sono segno di accelerazione decisa da parte della testa della corsa. Cover Girl B in vantaggio, a largo Canadian Chronos, poi Coralla Pell, sono rimaste in 3, la dritta di là in 14,2. Cover Girl ha respinto il primo tentativo da parte di Canadian Chronos che si butta in schiena perché Coralla Pell non tiene il contatto a 250 metri dalla conclusione. Cover Girl B è in netta evidenza, 14,9 per la piegata conclusiva, la retta d'arrivo con Cover Girl B che se ne va da Canadian Chronos, viene a vincere al minimo dei giri il successo di Cover Girl B e Federico Esposito che portano a casa la prima dall'Arcoveggio, seconda Canadian Chronos, terza è Coralla Pell. Il training è quello di Alessandro Gocciadoro, i colori dell'azienda agricola Biasuzzi. La genealogia è imperiale, Muscle Hill e Princess Griff. Il terzo successo in carriera, l'8º tentativo per la femmina di 4 anni che in percorso di testa si impone in maniera davvero facile.